Lavoro, mezzo, strumento, fine, obbligo, senso, tutto il contrario di tutto. Andare a lavorare assume spesso una diversificazione di significati a seconda del momento, delle situazioni e soprattutto del lavoro stesso. Può rappresentare una maledizione per chi ama stare a spasso, un augurio per chi si è appena laureato, una speranza per chi è stanco di vedere un candelabre che gira per casa ad oziare. Al di là delle differenze sopracitate, quella più tangibile è possibile riscontrarla nella formulazione della frase in napoletano. Già nel suono della stessa è possibile verificare tutto il peso, l'aggravio del sudore e dello stress psicofisico. Se si prova a dire «va che fatica», è impossibile non avvertire nella voce, addirittura sulla pelle, l'intolleranza, l'idiosincrasia verso un'attività lontana dal proprio essere, dalla propria vita. Affaticà non ha nulla a che vedere col lavoro. Quest'ultimo rappresenta, sì, il completamento dell'uomo, un mezzo che permette allo stesso di vivere e sostenersi. La prima, invece, rappresenta una forma subdola che mescola routine, noia, stanchezza già prima di cominciare, lacrime, insoddisfazione, avvilimento, depressione, annientamento, distruzione, devastazione, fine. Tutto in una frase, va che faticà, detta magari il lunedì mattina, dopo una domenica passata a guerreggiare con i ziti spezzati, la carne del ragù ed un pomeriggio passato ad asciugare le lacrime con le lenzuola, pensando alla fatica del giorno successivo. È il rispetto, però, che supporta il lavoro e o fatica. Senza voler scivolare nella retorica, non può esistere lavoro senza solidarietà, senza garanzie, senza il diritto di svolgere il proprio dovere verso se stessi e verso il mondo serenamente, senza ricatti, senza giocare con la vita. Non può esistere lavoro laddove la giusta ripartizione dei ruoli sfocia nella tirannia, nel sopruso, nel giudizio inalienabile e senza replica. Il lavoro si trasforma in fatica quando la vita stessa è incanalata in un unico binario, senza alternative, che non lascia scelta, perché oltre di esso c'è l'esclusione dalla società, il rigetto da parte della stessa. Il binomio lavoro-vita trova un senso, infine, quando qualsiasi essere umano trova nell'esistenza la voglia, il desiderio di completarsi e di poter essere al mondo anche col lavoro. O presepio ti piace? O presepio ti piace? E aspetta che ambresse, renghettassi, ricattano, protestano, sfratta, qua a Natale m'aspetta. E non chiagnere fame, quattro ove da chianno, non pozzulle e formaggi, dopo ancora mangiare. O presepio ti piace? Mi piace o presepio, ma se non tenga fatica, padrone mi caccia e poi fame mi muore. Qua pastura e banina, San Giuseppe o bambina, mi può più salvare. Da prienza sti cose, non guidarti pa via. A fame è una bestia che si ferma pa via, sparagnando la coscienza e venendo da vita. Ma qua vita mi venga, si mo sul pomare, pa riva e per scogli mi pozza manà. Senza mare né scogli, lascio onore pa via, e tu cora sta vita, e per strada vattene, che se uno ti dice, o presepio ti piace, tu fai una risata e tira a campà.